Buonasera a tutte e a tutti. La giornata, il pomeriggio, è dedicato alla presentazione del corso di quest'anno. Renderò ragione del titolo, dello svolgimento degli incontri che seguiranno nei prossimi 3 mercoledì e dirò anche qualcos'altro in più. Allora, la giornata di oggi doveva essere dedicata anche all'assegnazione del premio Maria Cavallarin per il 2024. La cerimonia di consegna del diploma avverrà invece l'ultimo giorno previsto per il corso, cioè il 29 gennaio, in quanto questo differimento è dovuto alla impossibilità della Presidentessa Antonella Magaraggia di essere qui oggi con noi, e io rivolgo a voi i saluti, e invece sarà presente appunto mercoledì, quindi questo è stato il motivo di questa un po' anomalia, diciamo, rispetto, no, allo svolgersi dei nostri corsi che prevedono appunto le premiazioni per le opere storiche o altro nella giornata inaugurale. Allora, la scelta del titolo. La scelta del titolo, la Repubblica perfetta e la più corrotta delle repubbliche, non aveva alcuna intenzione di fotografare una realtà oggettiva, ma piuttosto, non si sente? Ma piuttosto di fotografare una controversia, un conflitto di interpretazioni che ha accompagnato la storia e l'analisi della Costituzione della Repubblica Veneziana, certamente dopo la sua caduta, dopo il 1797, ma anche prima della sua caduta. Voglio dire che già nel corso del 400, del XV e del XVI secolo, sorge, si definisce in tutte le sue linee, diciamo così, in tutte le sue articolazioni, un insieme di discorsi, di rappresentazioni, di racconti che vengono denominati il mito di Venezia. Ora, se noi volessimo analizzare con la lente di ingrandimento, ma l'abbiamo già fatto in un corso di qualche anno fa, la struttura, il senso di questo lemma, il mito di Venezia, noi dovremmo essere più precisi e dire che il mito di Venezia è composto da tanti miti particolari di Venezia. Non c'è un mito di Venezia, ci sono diversi discorsi mitologici intorno a Venezia. E bisognerebbe una volta tanto metterli in ordine, questi racconti che si sono succeduti nel tempo, dal Medioevo all'età moderna e poi all'età contemporanea, talvolta riprendendosi, talvolta fraintendendosi gli uni con gli altri. C'è ad esempio certamente la famosa lettera di Cassiodoro, funzionario imperiale, che racconta di queste comunità primitive, lontane dalle lagune, ma che spinte dai barbari poi pian pianino edificano questa città. Anche nell'Attila di Verdi, no? Ricorrono delle immagini che si rifanno a questo passato così mitico, appunto. Oppure il trafugamento, l'arrivo delle reliquie, non soltanto del Santo Marco, ma anche di altri santi. Oppure, sempre molto semplificando, quello che qui ci interessa, e cioè il mito di Venezia come mito della Costituzione veneziana. E questo nasce nel corso del XV secolo, e di questo è la prima parte di questo titolo che io ho messo, e di questo un po' dobbiamo discutere. E cioè questo racconto sulla più perfetta o la perfetta fra le repubbliche viene edificato nel corso del 400 per opera di, diciamo così, di nobili veneziani, nel momento in cui la nobiltà, appunto nel XV secolo, diventa un corpo chiuso e impermeabile definitivamente, quindi non ci si può accedere con facilità
e all'interno di questo corpo chiuso ci sono degli umanisti, dei letterati, degli uomini che cominciano a leggere il greco, che conoscono il latino, che costruiscono questa idea di Venezia come repubblica che ha una Costituzione perfetta. Cosa vuol dire che ha una Costituzione perfetta? Ha una Costituzione scritta in modo tale e talmente equilibrata nella distribuzione dei suoi poteri e dei suoi contropoteri, ed è stata pensata in modo tale da impedire, a differenza di quello che accade, si diceva così, nelle altre città italiane lo sguardo non andava al di là delle Alpi, va bene, per questi uomini di cultura, era, come dire, talmente ben calibrato il disegno della Costituzione veneziana col Maggior Consiglio, col Senato, con le magistrature di controllo, con i governatori della terraferma, che proprio questo meccanismo, questo sistema impediva e avrebbe impedito anche in futuro quello che appunto accadeva nelle altre città d'Italia, e cioè cosa? Le fazioni, le ribellioni, le rivoluzioni politiche, i cambi di governo, le tirannidi, eccetera, eccetera, eccetera. Allora la Costituzione veneziana era conformata in modo tale da evitare questo tipo di fratture. All'interno di questo discorso, diciamo, mitografico si stagliava netta l'attenzione per i sistemi elettorali, e cioè il perno di questo equilibrio, il motore che tutto muove, era il meccanismo elettorale, il modo cioè in cui i veneziani eleggevano i nobili veneziani privilegiati che sedevano nel Maggior Consiglio, eleggevano i loro rappresentanti nelle altre magistrature, nelle magistrature più ristrette a livello centrale, gli ambasciatori che andavano a Costantinopoli, che andavano a Roma dal Papa, che andavano dall'imperatore, e i governatori delle città grandi e piccole della terraferma veneta, che proprio nel 400 viene, come dire, aggregata, anche qui una specie di patchwork, no? Queste province che arrivano poi fino a Brescia, Bergamo, il Friuli, per un breve periodo anche Ravenna, Rovereto, e poi queste prime colonie marittime, quasi senza territorio, importanti dalla penisola istriana, potremmo dire così molto velocemente i luoghi più importanti, a Zara, naturalmente primigenia fra tutte la colonizzazione dell'isola di Creta, e poi alla fine del 400 le isole Ionie, molto importanti anche quelle come Antemurale, no? Ecco, e anche lì venivano inviati dei rappresentanti veneziani che dovevano essere eletti attraverso un sistema che si stava articolando, proprio che si articola sempre meglio con una serie di leggi proprio nel corso del 400. Un sistema che, se adesso lo spiegassi proprio in tutte le sue viti e controviti e meccanismi, non finiremmo entro mezzanotte, ma possiamo dire è un sistema che prevedeva un mix, secondo i costruttori del mito sapientissimo, previdente, un mix molto efficace tra casualità e indirizzo. E cioè si formavano delle commissioni che venivano estratte secondo procedure in cui impossibili da manipolare, secondo i costruttori di questa macchina, e poi queste commissioni avevano il potere di formare, sto andando veramente un po' con l'accetta, ma spero di non essere troppo impreciso, di formare delle liste di eligendi che poi venivano votati dal Maggior Consiglio. Ci potevano essere diverse commissioni, alcune ne prevedevano una, alcune due, eccetera, eccetera, ma insomma il sistema era una sorta di perfetto bilanciamento tra un elemento che oggi si direbbe random e un elemento volontaristico. Visto che sono apparsi quei nomi, vediamo chi scegliere perché faccia il rettore a Vicenza, o perché vada a fare il provveditore generale in Dalmazia, oppure perché vada, non lo so, a fare il governatore di Padova. Questo era. Oppure entri nella vogheria di comune, entri nei savi alla mercanzia,
magistrature importanti invece a livello centrale. Detto così, tutto semplice e preciso. Invece quando ci si mette a studiarlo è un casino che metà basta, non ci si capisce più niente. Adesso voi dovete immaginare una cosa, che in realtà questo meccanismo, questa macchina elettorale, così pensata dal mito, e adesso spiegandola così poi buttiamo anche uno sguardo ai motivi dell'antimito, allora questa macchina era stata talmente ben costruita anche perché partiva da un presupposto ovvio, oggettivo, e cioè i destinatari di questo sistema erano all'incirca, se ci poniamo in un periodo che va dagli anni 60-70 del 400 ai primi anni del 500, cioè gli anni in cui si solidifica bene, si definisce bene questa macchina, questo Maggior Consiglio era composto da circa 1500-2000 nobili maggiorenni, generalmente sopra i 25 anni, ma voi sapete che poi c'era la cosa della balla d'oro che si poteva trarre a 18 anni, ma insomma grosso modo nel Maggior Consiglio sedevano circa 1500 elettori, che erano elettori attivi e passivi. Quindi voi capite cosa significa attivare una procedura elettorale e in qualche giorno noi sappiamo, in qualche giornata noi sappiamo che venivano ballottate, si diceva così, perché c'erano le ballotte, da cui il termine oggi anglosassone per dire voto, no? Il ballot. E venivano, come dire, sollecitate fino a 6-8 votazioni per cariche diverse. Questa era la realtà. E allora come si sceglie? Come questi 1500-1800 uomini in cui c'erano delle persone di enorme cultura o di straordinarie capacità politiche, conoscenze politiche, maturità e anzianità, e poi c'erano anche però dei poveracci che quasi non sapevano leggere né scrivere, sia ben chiaro. Allora come si filtra? Come si filtra questa cosa? Allora, se noi andiamo a vedere i testi delle leggi quattrocentesche, che nascono come funghi, ce ne sono decine, e che sono dedicate al controllo del meccanismo elettorale, leggendo le introduzioni di quelle leggi potremo capire benissimo che questo sistema funzionava molto faticosamente, perché lo sforzo principale dei nobili che sedevano nel Maggior Consiglio non era quello del mito veneziano di scegliete i migliori della Repubblica. No, ma era quello di scegliere loro stessi, i loro amici o i loro clienti. E quindi c'era un enorme sforzo di manipolazione del sistema a tutti i livelli. Questa manipolazione del sistema poteva accadere, e le leggi ne parlano, nel modo in cui si costruivano le urne, i bossoli, dove venivano inserite le ballotte. Alle stesse ballotte nel Cinquecento verrà dedicato una magistratura speciale perché le pesasse, perché pesassero tutte uguali, perché altrimenti se una pesava di più e una di meno, capite? E allora poi verranno scelti anche coloro i quali devono procedere a queste scelte, e allora i ballottini. E chi sono i ballottini? Allora si deciderà prima degli artigiani, ma poi gli artigiani no, perché possono essere amici di qualche nobile, e poi dei nobili vanno verso le urne e siccome hanno le maniche larghe hanno una ballotta falsa e la mettono dentro, glielo dicono, e allora le leggi riprendono ovviamente tutto questo traffico. Allora i ballottini, poi si deciderà, devono essere dei giovani, dei bambini, puri, innocenti. Ma poi non c'era soltanto questo, c'era anche il potere di influenza, la manipolazione di famiglie importanti, diciamo così, di clan nobiliari che avevano molti corposi interessi nel gestire il mercato
prendiamolo in modo oggettivo, il mercato elettorale, il sistema elettorale. Pensate, per darvi soltanto un piccolissimo flash della complessità di questo sistema, all'inizio degli anni 30 del Seicento, un certo Francesco Corner, che era uno dei componenti di questo Maggior Consiglio, ma che aveva anche goduto di cariche molto importanti prima e lo farà anche dopo, poteva gestire, tra un minuto vi spiego cosa voglio dire con questo gestire, un numero di elettori che si avvicinava attorno ai 240. Come lo sappiamo che questo Francesco Corner poteva disporre di questa rete di conoscenze? Perché i nobili veneziani, dalla metà del Cinquecento, alcuni di loro, avevano cominciato a tenere delle scritture che si chiamavano i libri di parenti, i libri di o dei parenti. Con questo termine, parenti e parentela, non dobbiamo pensare solo alla parentela di sangue diretta, i figli e i miei nipoti diretti, ma dobbiamo pensare a una rete molto estesa, costruita attraverso molti gradi di parentela e di affinità, e che questa rete di parentela, di affinità e di amicizia, altro termine che ricorre, era centrata sul ruolo delle donne, che non appaiono mai in queste procedure elettorali, ma che sono molto importanti, perché attraverso i matrimoni si creava questa rete. Allora, questi 240 sono dei nomi che questo signor Francesco Corner aveva su un quadernetto e che erano quelli che in qualche modo erano imparentati con lui e su cui lui pensava di poter gestire nel momento in cui usciva quel nome o per premere perché fosse scritto quel nome nelle famose liste degli eligendi. Allora, per ovviare alle disfunzioni sistemiche, potremmo dire, di questo sistema, che erano molte, i fautori dell'antimito, che sorgono già nel Cinquecento, prima fuori e poi dentro a Venezia, anche alcuni veneziani criticano questo sistema, quelli che ne sono esclusi, quelli che ne soffrono, naturalmente. Bene, i fautori dell'antimito dicono, vedete, voi pensate che sia il più perfetto dei sistemi, ma in realtà è il più corrotto dei sistemi. È il più corrotto dei sistemi. Meglio noi francesi, col re di Francia, che nomina direttamente i suoi funzionari e sceglie i migliori, alla luce del sole. Voi vi nascondete dietro queste pratiche in apparenza astratte, garantiste, pulite, ma poi alla fine non funziona così. Tutt'altro che così. Alla fine vengono fuori i Francesco Corner che dicono che loro in saccoccia hanno 250 voti e possono gestirli come quando vogliono. Allora i veneziani tanto per complicare ancora un po' il gioco, voi capite, mito e antimito, perché la Repubblica perfetta, la più corrotta delle repubbliche? Perché questo era il discorso che facevano e questo è il discorso che faranno anche gli storici dell'Ottocento e del Novecento, discutendo di queste cose e attaccandosi a un brandello di una cosa, a un brandello di un'altra. Allora, i veneziani avevano escogitato un sistema empirico, quel sistema che si chiama il broglio. Il broglio. E allora adesso provo a dire due parole sul broglio. Perché appunto di quei termini e di quelle cose che sembrano semplici invece sono tutt'altro che semplici, sono molto complesse, tanto che si discute ancora oggi su cos'era veramente questo broglio. Broglio, non facciamo i filologi o gli etimologi, bisognerebbe farlo, nasce da una parola del medio latino che era brolum,
E il Brolum è un orto, un giardino, un luogo in cui ci sono degli alberi, e solitamente questi broli erano dei luoghi situati all'interno di monasteri, questo ci viene in mente. È probabile che il brolo di cui parliamo, da cui la parola broglio, fosse quello del monastero di San Zaccaria. Era un luogo in cui, così racconta la mitografia, perché questo è un altro di questi miti veneziani, questo patchwork della mitologia veneziana, uno dei tanti. Diciamo, questo brolo, così vicino ai luoghi del potere, del palazzo dei dogi, della cappella ducale, la chiesa di San Marco, bene, in questo brolo, si racconta così, si incontravano, quando queste procedure erano ancora molto più semplici, il corpo nobile non era del tutto ancora ristretto, in cui erano meno, da un punto di vista quantitativo, numerico, si incontravano i nobili veneziani per parlare un po'. Chi mandiamo alla quarantia? Tu hai voglia di... un po' come si fa oggi non so, nelle società sportive, no? Così. C'era un luogo, che era il brolo. Più la Repubblica di Venezia diventa una macchina complicata, più i nobili crescono di numero, Venezia conquista lo stato da terra, lo stato da mar, ci sono dei compiti economici, amministrativi, finanziari, politico-giudiziari importanti, e più la questione elettorale diventa ovviamente scottante, decisiva. Non si può mica mandare un Fessacchiotto a governare Brescia, dove tra l'altro ci sono molti che i veneziani non vogliono vederli perché sono fedeli all'imperatore, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, il brolo, che diventa broglio, diventa un luogo più ampio in cui ci si incontra per fare un pourparlers, per capire un po' come stanno andando le cose o come sarebbero andate in caso che quei due nomi venissero estratti. E fin da lì questo sistema incontra a Venezia nel 400, nel 500 e nel 600 consensi e opposizioni. Consensi e opposizioni. Alcuni ritengono che permettere qualsiasi pratica informale, qualsiasi pressione, rapporto, le chiamavano pregherie, è un altro termine ambiguo, perché da una parte pregheria significa la preghiera, io ti chiedo qualcosa, ma in realtà nel dialetto veneziano è anche piezaria, cioè una garanzia, uno scambio, il voto di scambio. Allora, secondo alcuni, questa era una necessità, una specie di selezione sociale, comunitaria, informale, che precedeva la selezione formalisticamente precisa, non si poteva sgarrare di un millimetro, che si sarebbe svolta all'interno del Maggior Consiglio, e in parte del Senato, perché anche nel Senato fanno delle elezioni. Quindi bisognava in qualche modo adattarsi alla realtà, adattarsi al fatto che siamo un po' degli inistorti, che abbiamo delle tentazioni, che non siamo delle idee pure, ma che abbiamo appunto dei parenti, degli amici, e allora ci confrontiamo con lei per vedere di trovare un compromesso e appunto per non rompere l'ordine della Repubblica. Altri invece dicevano no, così no. Questo non può essere, perché siamo una repubblica e noi abbiamo letto Cicerone, abbiamo letto la vita di Pericle. No, non si fa così. Grado zero, purezza assoluta. E chi prova soltanto a fare alcuni di queste pregherie, di questi gesti, di queste cose, punizione severissima. Come dire, c'era una visione funzionalistica, pragmatica e una visione
non vorrei essere frainteso, ma di stampo quasi puritano, intransigente, un grado zero della scelta. Questo è molto interessante, perché viene colto dagli osservatori, allora si comincerà a dire c'è un broglio onesto, capite? Sembra un ossimoro, sembra una contraddizione in termini, c'è un broglio onesto e un broglio che non è onesto. Gli osservatori stranieri erano molto interessati a questo meccanismo. Questo era un meccanismo originale, perché se ci pensiamo bene, i sistemi repubblicani che si definiscono già nel corso del Medioevo italiano, va bene? Non hanno questa complicatezza barocca, questo labirinto. No. Cosa ci racconta, per esempio, Machiavelli nelle Storie fiorentine? Questo libro meraviglioso che racconta molte cose delle lezioni che facevano a Firenze. C'erano le borse, i nomi venivano imborsati. Voi capite che i nomi venivano imborsati dai Medici o dagli Albizi o da qualcun altro, o degli Adimari, c'avevi poco veniva scelto qualcuno che apparteneva a quel gruppo lì, loro lo risolvevano in quel modo. Questo sistema era un sistema che incuriosiva anche i viaggiatori, anche gli osservatori, che cercano di coglierne, e ci riescono, alcuni aspetti molto significativi, interessanti. Vediamo osservatori interni, un paio di citazioni, e osservatori esterni in due momenti diversi di questa cronologia, un po' troppo netta, che sto cercando di proporvi. Allora, uno è un diarista, si chiamava Priuli, che scrive all'inizio del Cinquecento. Molti ritengono, dice Priuli, e Priuli non era d'accordo con questi, Priuli era un intransigente, ma scrive: molti ritengono che la salute, la salvezza, il mantenimento della Repubblica Veneta, della Repubblica di Venezia, abbia la sua, dice, causa principale, la sua ragion d'essere, il suo motivo fondante, di non far offensione né dispiacere l'uno all'altro. E aggiunge: e di conservare in tranquillitate et amicitia la pace e la nobiltà della città. Allora, è molto chiaro quello che dice, è molto chiaro. E dice benissimo, la Repubblica di Venezia si basa principalmente su quello, facciamo un'escursione un po' più raffinata, quella che Aristotele, che loro leggevano, diceva la giustizia distributiva. E cioè bisognava accontentare un po' gli uni e un po' gli altri. La ragione del sistema politico era quello di non far emergere uomini troppo potenti. E come si faceva? Lo si faceva attraverso delle elezioni mediate, controllate dal discorso del broglio, dal sistema del broglio, e cioè dal fatto che si trovasse. Prima si trovavano lì nella piazzetta, ma voi volete che non si trovassero in qualche palazzo? E poi nel Settecento abbiamo dei processi molto interessanti in qualche osteria, in qualche farmacia? Certo, ovviamente sì. E quindi il broglio non è più un luogo, diventa una prassi, diventa un modo di fare le cose fuori delle stanze chiuse del Palazzo Ducale, naturalmente. Allora dice, bene, il broglio dunque è necessario per mantenere una sorta di equilibrio, perché nessuno assuma più potere rispetto a qualcun altro. E grazie a questo Priuli riporta sempre la voce dei difensori di questo sistema. A Venezia non ci sono state, quello che dicevo prima, e lui le chiama con le parole che si usavano allora, sedizioni, le rivolte, le parti, le discordie, che hanno tutte le città d'Italia. E invece conclude Priuli questa annotazione dicendo: io non capisco ancora come mai la Repubblica di Venezia
non sia ancora finita in totale ruina, cioè non sia ancora crollata proprio a causa di questo sistema. Ma sentite un po' che differenza tra l'intransigente mercante umanista di inizio Cinquecento, erano gli anni in cui un personaggio molto importante, che si chiamava Marco Foscari, nel 1517, sempre sul modello romano, chiede l'istituzione e promuove l'istituzione di una magistratura che si chiamava i censori, come nella Roma antica, nella Roma repubblicana, che dovevano andare a controllare sguinzagliati tra i banchi, perché durante le elezioni bisognava stare zitti, non si poteva parlare col vicino, non si poteva dare un consiglio, non si poteva passare un foglietto. Questa specie di polizia interna al maggior consiglio, i censori, che dovevano anche controllare fuori naturalmente, nei palazzi, nelle case, che non si facessero questi brogli. Questo era il clima, ma il clima cambia 100 anni dopo, un clima controriformistico, l'età barocca. Sentite come cambia la descrizione di quelle stesse pratiche. Un tale Collaruffi, che scrive un bel trattato su queste cose, dice: il broglio, lo definiamo, una specie di vocabolario, è una consumata consuetudine di questa bene istituita Repubblica, è una consuetudine, c'è da tanto tempo. Per Collaruffi il broglio ha un significato fondamentale. La prima volta che il nobile, il giovane nobile, prende la toga, cioè la prima volta che entra nel maggior consiglio, dice, deve essere accompagnato non dai suoi precettori, non dai suoi insegnanti, ma da altri nobili. Quei nobili si configureranno da loro in avanti come i suoi protettori. Allora qui c'è qualcosa che va oltre quella questione lì dei matrimoni, del libro di Corner. C'è un altro rapporto di clientela, di amicizia, di pressione. Il problema è che veniva chiamato a Venezia così, non confondiamolo, con i telefilm tipo I Soprano, col Padrino, si chiamava proprio il padrinaggio. Questi erano i padrini, erano chiamati così allora. Erano quelli che di fatto garantivano e creavano fin dall'inizio un legame privilegiato con quell'individuo, che da quel momento in avanti sarebbe stato un elettore passivo e attivo, che si portava dietro questo piccolo capitale accumulato in precedenza. Allora, questo è il punto cardine della Costituzione veneziana, allora, questo momento di accesso che si crea attraverso questa rete. E Collaruffi dice, in più, questo sistema è una promozione, traduco così velocemente, è una promozione alla caratteristica fondamentale della nostra Repubblica, alla socievolezza, allo stare in gruppo, al discutere, al fare comunità e allo stesso tempo a introiettare un habitus di dignità. Porta un esempio ancora una volta, vedete? Vanno sempre a finir lì. Di un romano che si chiamava Lucio Emilio Paolo, che per 3 volte non riesce ad entrare, non riesce a prendere la carica di console. E dice, sconfitto. Non si invilì d'animo, non ebbe una depressione, non ebbe un momento di ribellione e di rifiuto, ma continuò a frequentare le piazze, e cioè a cosa fare? A fare broglio. E le pratiche, e cosa vuol dire? A fare broglio, di nuovo. E vinse poi il popolo, a Venezia non c'era il popolo perché erano tutti nobili, ma si fa questo trasferimento, va bene, e vinse poi il popolo, Lucio Emilio Paolo, con
belle anche queste parole, l'importunità e la pazienza. L'importunità non necessariamente in senso negativo, ma una certa disponibilità a usare la pressione, a farsi sentire. Non con lo splendore della sua nobiltà. Non è questo che ci dà il successo, non il cognome che abbiamo, non questo. Non con la forza dei suoi meriti addirittura, con i meriti acquisiti esercitando cariche politiche, amministrative e militari importanti. Non è questo che fa la fortuna. E neppure le virtù. Ma aveva potuto vincere appunto grazie alla sua capacità di controllare il broglio. Un'opera dell'antimito scritta dai veneziani, e poi concludiamo queste citazioni e andiamo verso qualche conclusione di ordine più generale e anche di presentazione ad altre cose che diremo. Ci sono diversi libri degli anni 30-40 che sono dedicati a far vedere, diciamo così, la parte oscura di questa pratica, scritti da veneziani. Uno di questi libri si chiama La Coppella Veneta. È il ritratto veramente di enorme interesse. In realtà sono 100 medaglioni, 100 storie di nobili veneziani componenti del Senato di Venezia. Sono dei medaglioni autobiografici, biografici, che raccontano un po' delle cariche passate, dei legami familiari, delle amicizie, eccetera, eccetera, eccetera. Allora dice, e fa vedere come mai alcuni hanno avuto successo e alcuni non l'hanno avuto, aggiungendo molti altri tasselli che noi qui non abbiamo detto. Per esempio, in certi momenti c'erano dei clan che si muovevano per far promuovere alcuni alle cariche, a certe cariche importanti, alcuni dei loro adepti. Erano dei clan governati dai cosiddetti papalisti, cioè dai filoromani, da quelli che guardavano con favore a intrattenere con Roma e il Papa dei rapporti di amicizia e di fedeltà delle famiglie come i Grimani, i Corner. E allora questo autore anonimo, ma anche sappiamo chi è, della Coppella, diceva: guardate come funziona, guardate come funziona. Oppure c'erano altre cose che si intersecavano, altre reti che si intersecavano. A metà 600 è chiarissima la percezione di una serie di fratture interne al patriziato. Non è quel corpo omogeneo di cui raccontava Priuli. Ci sono delle fratture nettissime e le descrivono tra i più ricchi e i meno ricchi. Nel Settecento addirittura uno di questi pratici del broglio, che si chiamava Jacopo Nani, descriverà 5, potremmo dire, classi sociali interne al patriziato, dando i nomi alle famiglie di quelli che entravano nel novero dei grandi, che prendevano tutte le cariche più alte, facevano gli ambasciatori, i savi del consiglio, i procuratori di San Marco, diventavano dogi, quelli che avevano poco, ma un sufficiente benessere per poter galleggiare, e sedevano questi nei grandi tribunali delle quarantie, di cui abbiamo parlato un anno, questo corso, e poi c'erano quelli che non avevano altro che da vendere il loro voto, perché erano poveri. E allora c'è anche questa presenza di una frattura, come dire, sociale, impressionante all'interno della classe politica veneziana. Vedete quanti motivi: un'appartenenza religiosa, un'appartenenza familiare, il padrinaggio, il ruolo della Chiesa. Allora, cosa dice la Coppella? Dice:
È necessario che chiunque voglia far valere il suo merito, dice, alla conservazione degli onori, è necessario che chiunque voglia avere successo politico, vi accompagni l'ufficiosità. Mettiamo un'altra parola nel nostro vocabolario sul broglio, su queste pratiche elettorali, che in Venezia si chiama essere brogliesco. L'ufficiosità in Venezia significa essere brogliesco. E come possiamo tradurre l'ufficiosità? È una parola con altre parole seicentesche che poi la Coppella declina. La simulazione, la dissimulazione, il fingere, il portare una maschera. Se non fosse così, ogni merito, quel merito come il nobile romano, il senatore romano, quel merito non riuscirebbe non servirebbe per costruire il successo di chi appunto insegue una carica. E un altro di questi dirà: il broglio, sentite queste immagini barocche, seicentesche, il broglio è come la foglia al diamante, come la foglia che si mette sopra il diamante. E tal drappo il ricamo, è come il ricamo che viene apposto sopra un drappo. Questa è la finzione, è l'assumere una posa che non è la nostra, è il fingere, è il cercare favori, amicizie, attraverso un'opera di dissimulazione. Ora, questo è molto interessante. Questi sono diversi paradigmi, diciamo così, di quello che è il broglio. Il broglio poi consisteva in alcune, così, nelle leggi, no? Ad esempio ci si toccava la manica, ci si toccava il collare, si facevano come quelli che giocano a bridge, a poker, io non so giocare a bridge, a poker, ma insomma, si facevano dei segni particolari che venivano tutti descritti e proibiti, ma c'era dietro questo problema. Il problema del governo di un nucleo di 2000 uomini che doveva essere in qualche modo tranquillizzato attraverso una distribuzione di poteri che però non era mai equo, e allora bisognava immaginare continuamente altre forme di broglio, eccetera, eccetera, eccetera. Allora voi capite che parlare di corruzione e non corruzione non è così semplice. Perché la corruzione, allora come oggi, è un fenomeno complesso, è un fenomeno molto complesso. Infatti tutti gli storici e le storiche che si occupano di corruzione fanno fatica a venirne a capo. Adesso noi qui abbiamo quasi tutti l'età per ricordarci di una vicenda molto importante nella storia italiana recente, no? Il caso di Tangentopoli. Il caso di Tangentopoli. E ci possiamo porre, partendo da quella vicenda, delle domande a rebur, che ci possono essere utili per comprendere questi fenomeni altrettanto interessanti, anche se più lontani nella nostra vita, del 500, del 600, del 700. Perché a un certo punto emergono i casi di corruzione? Perché a un certo punto sembra che nella storia, non solo di Venezia, ma di paesi europei di questo periodo, ci sia questa emergenza? Come mai? E allora su questo sono state date e sono proposte diverse soluzioni a questo quesito. Come mai, cioè, l'implosione di certi sistemi politici e costituzionali è marcata dall'emergenza di fenomeni di corruzione che talvolta portano al definitivo tramonto di quei sistemi? Partiamo da lontano e poi torniamo vicino in conclusione. Le rivoluzioni dell'Europa moderna, che sono molto studiate, no? La rivoluzione inglese, le rivoluzioni inglesi del 600,
penso soprattutto a quella di Cromwell, che crea una repubblica tra il 1640 e il 1648, la più celebre rivoluzione francese, e potremmo anche aggiungerci la rivolta degli olandesi contro gli spagnoli, in questo caso una lotta, il risorgimento lo chiamano così gli olandesi, no? Una lotta di liberazione dall'oppressore. Bene, guardate che poi sì, tutti studiamo le costituzioni, le retoriche politiche, eccetera, eccetera, ma l'elemento aggregante del fronte rivoluzionario è sempre determinato dall'emergere di un discorso sulla corruzione. I puritani nel Parlamento inglese, gli olandesi che si oppongono, delle Province Unite, che si oppongono al re e imperatore di Spagna, trovano i loro materiali, i loro esempi nella storia biblica, nella lotta degli ebrei perseguitati contro il faraone, nelle storie dell'Esodo. E il faraone e i governanti cosa sono? Sono corrotti, sono politicamente corrotti. Quindi il discorso della corruzione è un discorso che attraversa trasversalmente l'età moderna e l'età contemporanea. Venezia, che è una repubblica che tiene, mito o antimito, non assume mai questi toni definitivi nella sua storia, mai, neanche al momento della sua caduta, ma è, come dire, attraversata da una sorta di basso continuo, di struttura continua che modula questo motivo, il motivo del broglio. Che cos'è il broglio? Come lo controlliamo? Ci sono dei momenti di crisi? E allora ci sono dei momenti di crisi, certo. Se dovessimo passarli in rassegna, il 1517-1530, gli anni del conflitto tra Venezia e Roma a inizio del 600, gli anni della guerra di Candia a metà 600 e della guerra di Morea, 30 anni dopo, l'ultimo ventennio della Repubblica. Bene, se studiate con attenzione, avremo un po' modo di parlarne anche nei prossimi incontri, se guardiamo da vicino queste congiunture, questi momenti caratterizzanti, noi vedremo che c'è una esplosione, un'emersione di processi penali che riguardano nobili che commettono broglio. Diventa come una valvola di sfogo, di regolazione. Allora il discorso sulla corruzione della Repubblica, come così lo proporremo, deve essere giocato su due piani, che adesso vi dico, così introduciamo anche un po' le prossime lezioni. Uno è questo, un discorso interno alla Costituzione veneziana. E di solito le cose finivano così. Chi ha scritto dei libri e dei lavori sul broglio, la corruzione a Venezia, la Costituzione veneziana, si è fermata qua. Ha raccontato quello che ho detto in 3/4 d'ora, scrivendo magari dei libri di 300 pagine, di 250 pagine e discutendo, ma questo è il tema e questo è l'ambito. Invece, se guardiamo i titoli dei nostri prossimi incontri, li leggo e faccio un commento. La settimana prossima, frodi e regalie nello Stato d'Amar. Un processo per corruzione nell'isola di Zante. Storie di corruzione elettorale, da Venezia alla terraferma. E io, il magistrato degenerato, il teatro del giustizia nel Settecento, ma questo giudice degenerato è un giudice di terraferma. È un giudice a servizio di Venezia che lavora a Vicenza. Allora, qui la scelta è stata di questo tipo. Abbiamo cercato, per non cadere nell'astrazione, nelle generalizzazioni che sono sempre rischiose e comunque sono sempre insufficienti, abbiamo cercato di concentrare la nostra attenzione su dei casi, perché solo così si possono vedere bene quei meccanismi al lavoro. E abbiamo aperto, come dire, al secondo tronco, al
aspetto importante del discorso sulla corruzione nella Repubblica di Venezia, e cioè sulla corruzione non nella città, ma nelle province marittime e nelle province dello Stato da terra. È difficile, e vedremo come dei problemi generali verranno calati, inseriti in queste ottiche particolari e ben circoscritte. Voi sapete che anche oggi ci sono delle classifiche sulla incidenza della corruzione. Però se prendete un motore di ricerca e digitate alcuni di questi lemmi, le prime cose che incontrerete, e non a caso, riguardano la percezione della corruzione. E cioè, nonostante i tentativi svolti anche in passato di misurare concretamente la corruzione, così come si misura la temperatura del nostro corpo, si è deciso di, si va a discutere perché, si è deciso di passare ad un altro stadio, nell'impossibilità di misurare esattamente la quantità di corruzione in una data area, in un dato paese, e cioè di cogliere il modo in cui la corruzione è percepita. Ora io avrei molti dubbi su questo, ma vi dico soltanto che l'Italia è al 42esimo posto nel mondo, su 160, eccetera. Quindi la corruzione non si misura, ma si misura la percezione della corruzione. Su questa cosa si potrebbe discutere a lungo, però un elemento traiamo come spunto per quello che ho detto e per quel che diremo, e diranno Cristina Setti e Andrea Savio e io stesso nei prossimi 3 incontri. Allora, forse, come nel caso di Tangentopoli, come nel caso delle rivoluzioni inglesi e francesi, l'emergere del problema della corruzione è collegato a delle ragioni di tipo certamente sociale, come abbiamo detto, certamente costituzionale, come abbiamo detto, certamente economico, ma nasce, come dire, sul tronco di una, come possiamo chiamarla, di esigenza etica, morale, o forse addirittura moralistica, ma è questo il perno. Questo è il perno. Su questo si innesca il discorso. Cos'erano quelle robe che abbiamo letto di Colaruffi, dell'Anonimo, di Priuli? Se non questo. Non erano delle rappresentazioni, come dire, funzionali, economiche, eccetera, eccetera. Erano dei principi morali applicati a delle situazioni concrete. E allora bisogna vedere come funzionano diversi sistemi di valori all'interno di società particolari. L'ho detto a Venezia, no? Nel 500, nel 400, c'era il sistema di valori degli intransigenti, di quelli che dei neoromani, come ha detto qualcuno, e c'era il sistema dei valori di quelli che invece si ritenevano pragmatici. C'erano nel 600 quelli che ragionavano in termini di ragion di Stato, neomachiavellici, e quelli che ragionavano in modo, diciamo così, confessionale. Uno dei grandi problemi delle elezioni nel 600, nel 700 in Europa è l'opportunità o meno di sottoporre a un giuramento obbligatorio sui Vangeli coloro i quali stavano per assumere o avevano assunto una carica. E a Venezia si discuterà a lungo su questo tema. È giusto che ci sia questo vincolo di coscienza per quello che va a fare il rettore a Vicenza? Oppure, come dicevano altri, no, non è giusto. Perché noi come cittadini della Repubblica di Venezia siamo in ogni caso cristiani e quindi vincolati a dei doveri. E quindi questo giuramento sarebbe un'imposizione. È un tema molto moderno,
Emergerà, sappiamo in quali modi, nella storia del Novecento. Il giuramento imposto dai regimi totalitari ai loro funzionari. Si discuteva anche di questo nel 6-700, proprio nel momento decisivo dell'elezione, della scelta. E allora questi sistemi di valori confliggenti, ancora una volta, da cosa possono essere o sono determinati? Quanto funzionano delle spiegazioni generali rispetto ai casi particolari che indagheremo? Concludo con questo paio di domande. Allora, chi ha studiato la corruzione, non a Venezia, ma in giro, ha messo in evidenza alcuni momenti, come dire, di frizione, di cortocircuito, di tensione. Allora, per qualcuno, il problema della corruzione, come stiamo cercando di spiegare, e come si realizza in queste realtà 5-600esche, è determinato da uno scontro tra l'emergere, questa è la prima teoria, io potrei dire una teoria statuale o statuale costituzionale, è legato all'emergere di strutture di potere che per comodità definiamo lo Stato moderno, la moderna amministrazione, con le sue regole, con la nascita dei funzionari. Allora la corruzione sarebbe collegata a un conflitto tra queste nuove regole che si impongono sopra la società e dei legami di amicizia, di frequentazione, di clientela, di parentela, di affiliazione religiosa che erano diffusi precedentemente. Come dire, una struttura di tipo nuovo, verticale, che cerca di comprimere un mondo organizzato secondo altri principi, di tipo antropologico, sociale, psicologico, religioso, tutto quel che volete. Allora alcuni mettono in evidenza il momento, la scaturigine della corruzione da questa scintilla che nasce tra questi due sistemi. Ecco perché il 400 e il 500 sono di nuovo interessanti, perché in quei secoli avviene questa specie di conflitto, di tensione, come ho detto prima. E allora cosa sarà la corruzione? Sarà, secondo alcuni, più o meno quello che hanno detto i nostri autori, un modo in cui una molteplicità di attori sociali, di burocrati, di magistrati, di tutto quel che volete, cerca di adattarsi a questo sistema, una sorta di necessità per adattarsi a un sistema altrimenti rigido, impersonale. E il broglio serve a superare questa rigidità delle maglie di un sistema. E in più alcuni dicono, guardate che questo, noi storgiamo la bocca, il naso e diciamo, ma che brutto, ma non si fa così, non si mettono in tasca i soldi per avere una carica, o quelli che hanno studiato a Firenze, che quelli dell'ufficio del grano gli dicono, beh guarda, se tu mi voti, io ti mando 4 carrette di quel grano lì. Questo facevano. Erano anche doni in natura, Ecco. A Venezia mandavano i carciofi veronesi o i vini vicentini per entrare nelle stanze del potere. È tutto scritto, è tutto testimoniato. Allora, ma che brutta sta roba qua, che roba primitiva. Però alcuni dicevano, ma se ci pensiamo bene, pensiamoci anche noi, questo era un modo per impedire che il sovrano godesse di poteri assoluti o eccessivi. Questo era quasi una necessità che funzionava, che dava un olio, dicevano Colaruffi, diceva il broglio, è l'olio della Repubblica. Allora, il primo momento su cui possiamo riflettere è questa specie di questione un po' generica, un po' astratta, tra la razionalità, possiamo dire così, degli apparati dello Stato moderno, che hanno bisogno di riscuotere le tasse per fare le guerre, che hanno bisogno di avere un'economia ben organizzata per nutrire i sudditi e via dicendo. Questo è il primo momento. Poi c'è un altro momento, no? Che potrebbe essere, che secondo alcuni è come dire, il determinato dall'altra grande emergenza della storia moderna, e che è il sorgere
Anche qui troppo netto perché non è sempre così, è a macchie di leopardo, eccetera, eccetera, ma diciamolo pure, è l'emergere sempre più ampio di un'economia di mercato ampia, la circolazione del denaro. Non occorre che io qui faccia qualche allusione al rapporto che c'è tra il denaro e le cariche pubbliche, no? Lo dirò nell'ultima lezione che farò nel caso concreto, no? Che riguarderà un po' anche questo. Ma allora, ancora una volta, c'è un conflitto tra un'economia monetaria che induce tante cose, ma che induce anche il sovrano a dare uno stipendio ai suoi magistrati. Ma in alcune zone questi magistrati non hanno ancora uno stipendio. E come vanno avanti? Vanno avanti con delle pratiche antiche, legali, semilegali, illegali. Allora, una pratica era quella, per esempio, che un giudice in una qualsiasi città europea, giudice alto, piccolo, basso, non importa, minimo, aveva una certa entrata a seconda dei documenti, degli atti che firmava. Una bolletta fatta così sono 5 schei, una condanna sono 10, una chiamata a giudizio sono 7. Questi li introiettava lui e poi pagava una tassa al principe. Allora voi capite che questo potrebbe essere un fomite di corruzione, perché io sono interessato a fare tanti mandati, a fare tante multe per il furto della legna, dei contadini, dei 7 comuni vicentini. Ma il problema della monetarizzazione rispetto a un'economia tradizionale è ancora più complesso. Vi dico solo un caso che è stato studiato. Usciamo da Venezia, andiamo a Bologna. A Bologna, ma questo varrebbe anche per tante altre professioni, una studiosa ha studiato i medici. I medici a Bologna nel 500-600. Ci sono dei processi anche lì per queste cose di corruzione. Allora, cosa succedeva? Succedeva che da una parte sta emergendo un'idea moderna, quella nostra, e cioè alcuni medici lo esigevano. Io ti visito, ti curo e tu mi paghi. Ma c'era un modello tradizionale, molto diffuso, fin dal Medioevo, che prevedeva tutta un'altra cosa. E cioè io chiamo un medico, gli dico che cos'ho, lui mi guarda un momento e poi stipuliamo un contratto di salute. Ci sembra una roba strana, ma lo facevano. E cioè, benissimo, allora, se tu mi guarisci, questo è, altrimenti arrivederci. Allora, capite? Capite? Questo vuol dire, come vedremo anche in altri casi, che non è mica che noi dobbiamo pensare che tutti questi funzionari, questi avvocati, questi giudici, questi magistrati economici, fiscali che riscuotevano le tasse avessero in testa come unica stella polare io devo guadagnare perché ho uno stipendio in tasca. Non era così. C'erano altri tipi di contratti che vengono chiamati dei contratti morali. E come li misuriamo i contratti morali? E a un certo punto, come mai questi tribunali bolognesi vengono invasi da cause che dicono quel medico non ha rispettato il contratto morale che ho fatto con lui? E come mai dei medici mi dicono quella malata lì non mi ha mica rispettato, non mi ha mica pagato? Capite? Quindi c'è un conflitto, per così dire, tra sistemi premoderni e un sistema moderno dell'economia di mercato che è pervasivo. Il terzo motivo è un motivo che potremmo dire di tipo religioso. E su questo c'è stato un grande dibattito che per fortuna secondo me è un po' attutito, lo lasciamo un po' da parte, ma bisogna dirlo proprio per completezza. Qual è questa motivazione religiosa? Beh, secondo alcuni il problema della percezione sempre non si misura col metro. Il problema della percezione della corruzione nasce dal fatto che a un certo punto, come per l'economia, per gli stati, l'Europa si spacca in due. Da una parte c'è la riforma protestante e da una parte c'è la controriforma cattolica. E questo crea due abiti mentali differenti.
nelle popolazioni sottoposte, diciamo così, al controllo controriformistico della Chiesa romana, e quindi anche Venezia, di fatto, che si adegua, tranne un piccolissimo momento all'inizio del Seicento, e invece degli stati che aderiscono alle religioni riformate. Le religioni riformate prevedono una sorta di introiezione, interiorizzazione del dovere pubblico, per cui io non devo mai farmi corrompere. Questo si dice, poi sarebbe tutto da studiare. E cioè la corruzione ha a che fare, le tentazioni demoniache della corruzione hanno a che fare con la salvezza della mia anima. E quindi io non prendo i soldi e non prendo, non si diceva le mazzette, si diceva le sportule, vedremo. E invece nel mondo controriformistico, diciamo così, cattolico, questi studiosi, e io non assumo posizione su questo, poi dirò qualcosa a mio tempo, e invece questi dicevano un'altra cosa, dicevano no, perché proprio nel mondo cattolico emerge una morale possibilista, c'è la possibilità della corruzione, l'inclinazione, una teologia che definisce l'inclinazione degli uomini in modo molto più complesso e articolato di quanto non facevano Calvino e Lutero, e quindi la possibilità di un rimedio, di una soluzione. In una società che è meno evoluta, si diceva sempre, e in cui quindi queste pratiche corruttive potevano circolare. Allora questi tre motivi teniamoli presenti. Un motivo, diciamo, di tipo politico generale, lo Stato, e i conflitti che emergono, no? All'interno di questo cosmo, un motivo economico, la circolazione sempre più massiccia di un'economia monetaria rispetto a un'economia di scambio, e tre, un motivo religioso, una permanenza, no? Secondo alcuni oggi gli stati cattolici, ci sono degli storici che lo affermano, poi tutto da dire, hanno una presenza non di corruzione percepita ma di corruzione reale molto maggiore di altri sistemi di Stato. Con questo punto interrogativo mi concludo perché ho sforato, grazie. Abbiamo qualche minuto, credo, se qualcuno vuole chiedere qualcosa, volentieri. Se nell'ambito del Maggior Consiglio, ecco, i cittadini originari erano completamente esclusi, se tutto il gioco si faceva fra i nobili, quindi, no? Ecco, se gli altri cittadini originari erano, per dire, a rimorchio di altri interessi. Poi, congratulazioni per la tua prolusione, ci sarebbero tantissimi problemi, e sai benissimo che io sono molto legato alla materia economica, e quindi questo patriziato ha giocato bene le sue carte, senz'altro. Poi, ecco, mi piace anche ricordare, ecco, un invito che faceva Alberto Tenenti a Parigi, quando si parlava della corruzione, che è insita in qualsiasi sistema politico. Il problema è se la corruzione poi va a inficiare, o il grado della corruzione. Se supera un certo livello è la fine di qualsiasi sistema politico. Ecco, forse a Venezia non si è mai superato quel limite, proprio per questo equilibrio socio-economico che era portato, è andato avanti sino alla fine della Repubblica, quando a un certo punto, col 1797, i giochi diventano molto più complessi e quel sistema non regge più. Però non so ancora se veramente la caduta della Repubblica fosse avvenuta per un eccesso di corruzione o per un sistema geopolitico che la porta nel baratro. Comunque, problemi molto complessi. Certamente il fatto che la Repubblica, dopo questo climax all'inizio del Seicento, abbia scelto per necessità, forse, una politica di neutralità, per cui è stata meno costretta a sviluppare, rispetto ad altri stati, no? Italiani ed europei, un sistema più integrato da un punto di vista economico
una amministrazione anche periferica più controllata, quindi questa sorta di neutralità ai margini ha forse impedito che i fenomeni simili a quelli di altri stati europei assumessero quelle valenze, no? Ad esempio, ci sono delle ricerche, viene chiamato così, il clan dei Colbert. Colbert è il grande magistrato di Luigi XIV. Quell'uomo lì ha un potere gigantesco all'interno dell'economia, dell'amministrazione, della giustizia francesi. Era un uomo legato al potere che però, altro che il libretto di 200 persone di Francesco Corner, capite? Aveva una rete enorme che si spandeva praticamente su tutto lo Stato francese. È stato studiato così da un americano, detto il clan dei Colbert. E lì come ottenevano le cariche e gli appalti? Non occorre dire, no? Ecco. Allora questa non frattura del sistema veneziano è anche dovuto a una necessità storica, insomma, ecco, a una lenta modernizzazione. Poi una cosa interessante da studiare, che non è fatta, ma io promuoverei questa cosa, è che in realtà noi tradizionalmente, abbiamo 4 ore, ci fermiamo a Venezia, i rettori a Zante, i rettori a Vicenza, eccetera, eccetera, va bene. Ma noi dobbiamo immaginare che il problema elettorale e quindi anche la corruzione, nel modo in cui stiamo intendendola, pervade una molteplicità di piani. Si votava dappertutto, si votava nelle parrocchie, si votava nelle vicinanze rurali, l'arte della seta aveva 25 presenti all'interno del suo consiglio, ci sono tutti i verbali dell'arte della seta sulle elezioni e sulla funzione di questi 25 membri del Parlamento dell'arte della seta veneziana, che voi sapete nel 500 era potentissima. Si vota dappertutto. Questo è molto interessante studiare questi meccanismi elettorali, si sta cominciando a fare e si cominciano a chiedere ma qual era il modello? Perché a Firenze votano con le borse, ma sapete dove votavano con meccanismi simili a quelli veneziani? Nel Medioevo? Cosa che non si sarebbe mai immaginata fino a un po' di tempo fa. Nei monasteri e nei capitoli delle cattedrali. E cioè il sistema elettorale, così come inteso a Venezia e poi nelle repubbliche moderne, ha origine dentro le istituzioni ecclesiastiche. I monasteri avevano diverse, c'è un osservatore del Settecento che studia i monasteri italiani e dice, guarda che roba interessante, ci sono dei monasteri repubblicani, perché votano tutti i monaci di tutti i monasteri, per i gradi superiori. Ci sono dei monasteri aristocratici che fanno come il Senato di Venezia, cioè c'è il Maggior Consiglio, poi il Senato e poi vanno su, a piramide. E poi ci sono dei monasteri organizzati come delle monarchie, perché è l'abate che nomina tutti. Ma questa non è una conseguenza di quello che era accaduto all'interno dei sistemi laici o civili di amministrazione, ma era l'origine medievale di questo sistema. Questo è un altro tema molto interessante. E cioè c'è una pluralità di luoghi in cui si vota per eleggere, in cui si vota per essere rappresentati. Questo è molto interessante a mio giudizio, perché noi riteniamo, concludiamo con questo piccolo accenno, il cardine del sistema, come dicevano loro, il perno del sistema, come dicevano loro. Cosa ci hanno insegnato nella nostra didattica di cittadini di una repubblica non aristocratica, ma di una repubblica democratica e novecentesca? Che la legittimazione del sistema consiste nel fatto che noi ogni 4, 5, 3 anni, dipende, compiamo una specie di rito religioso, e cioè poniamo il nostro voto, la nostra scelta in un'urna. È così, è così. Poi possiamo ricoprirlo anche qui come Venezia, di valori, di partecipazione, ma la legittimazione del sistema sta in quell'operazione. È che l'operazione è per scegliere i nostri rappresentanti. Bene, allora quando noi diciamo che c'erano dei sistemi primitivi, arretrati, con tutti i limiti che avevano, per carità, e li compariamo al nostro come molto avanzato, dovremmo meditare sul fatto
che in una società di antico regime, con tutti i suoi limiti di iniquità cetuale, di ricchezza, eccetera, ognuno di noi era convocato a votare per i suoi rappresentanti in una pluralità di campi e di occasioni, in modo decisivo, che oggi ci sogniamo. Quindi, uscendo un po' dall'ambito, magari qualcuno farà tra qualche anno un altro corso su queste cose, questo tema di come si votava, in quali luoghi si votava, è molto molto interessante. Democrazia diretta. Questo ce l'hanno.